Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento live con Friuli TV. Apriamo subito con la cronaca per dire che un giovane è rimasto seriamente ferito nella notte per una fuoriuscita di strada autonoma in quel di Faedis. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro quando ha perso il controllo della propria auto finendo la sua corsa all'interno di un fossato che costeggia la carreggiata. È stato dai vigili del fuoco, è stato preso in consegna dai sanitari del 118 e trasferito in ambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe, secondo le ultime notizie, in pericolo di vita. La Polizia di Stato di Gorizia ha deferito all'autorità giudiziaria una persona per il reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere e per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L'attività effettuata dal personale della volante della questura isontina ha avuto inizio nel pomeriggio del 20 luglio, quando attraverso il numero d'emergenza veniva segnalata una persona sospetta nei pressi di alcuni esercizi commerciali di via Trieste. Prontamente intervenuto, un equipaggio identificava il soggetto, un ungherese di 58 anni, già aggravato da precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Nel corso del controllo, a seguito di perquisizione, lo straniero veniva sorpreso in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm e di una forbice della lunghezza di 14 cm, di una pinza a becco di 18 cm e di numerosi punteruoli. All'esito degli accertamenti espletati presso la sede della caserma Massarelli, gli oggetti atti ad offendere venivano sottoposti a vincolo di sequestro, mentre il responsabile veniva deferito all'autorità giudiziaria e segnalato all'ufficio immigrazione per l'avvio della procedura relativa alla sua posizione amministrativa in Italia. Adesso ci trasferiamo a Monfalcone per importanti iniziative per quanto riguarda il turismo nella zona e apriamo subito le immagini che ci sono appena giunte. Presentate oggi in sala del Consiglio le attività del Comune di Monfalcone durante le giornate della Barcolana 2021, alla presenza del sindaco Anna Maria Cesinta e del presidente della Barcolana Mattia Gagliuz. La partecipazione di Monfalcone alla Barcolana quest'anno assume un significato speciale. La presenza del Comune di Monfalcone diventa quindi una vetrina per far conoscere l'eccellenza in questo settore e nello stesso tempo l'occasione per attivare alcune importanti iniziative legate alle attività di un progetto europeo di cui il Comune è partner e che accompagnerà durante le giornate della Barcolana. Per la precisione, il 6 e 7 e 8 ottobre si terrà il partner meeting di questo progetto europeo che si chiama Frame Sport e ospiterà i rappresentanti delle regioni e dei centri velici delle due sponde dell'Adriatico che partecipano al progetto e che avranno modo di conoscere la realtà del territorio. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, l'appuntamento live tornerà nel tardo pomeriggio per tutti gli aggiornamenti, invece vi consigliamo come sempre di visitare il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.